Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qui fuori, sono in questo campo di frumento e sono come tanti agricoltori qui ad osservare quello che sta avvenendo in questo un periodo un po' strano, nel senso che quest'anno la primavera ci fa un po' pensare, qualche giorno ci annoia, qualche giorno ci stanca, perché sta alternando giornate di temperature miti a giornate di vento e di pioggia. E sono qua ad osservare per ricordare sempre il fatto che prima di essere operatori agrituristici noi siamo agricoltori, ed è proprio da questi campi che noi traiamo ancora il nostro entusiasmo per la vita, il rispetto per tutto quello che ci circonda, e traiamo anche spunto per la preparazione dei nostri menù, che sempre seguono la logica della stagionalità, della tipicità e della località. Infatti sempre noi ricordiamo anche ai nostri ospiti che i nostri piatti sono preparati con le carni provenienti dal nostro piccolo allevamento, oppure carni provenienti dagli allevamenti di agricoltori colleghi. I frutti, le verdure che noi utilizziamo sono solamente prodotti locali o provenienti dal nostro orto, e qui si potranno assaggiare sempre i piatti della tradizione, che nello specifico potranno essere piatti a base di carne o piatti a base di verdura. In questo periodo abbiamo anche iniziato a proporre oltre alle primizie e ai piatti a base di erbette, abbiamo anche già iniziato a proporre i primi dessert con le fragole oppure con le meringhe realizzate da noi e preparate in casa. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni stagionali, vi invito a venirci a trovare, però lo potete fare sempre con la solita modalità, cioè prenotando il vostro tavolo tra i riferimenti che voi trovate tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del vostro sito. Per il momento io vi saluto e vi aspetto. Buona giornata, ciao!